Allora, torniamo in diretta, questa è la seconda parte, avevo detto che oggi parliamo di scuola, la dirigente del Fermi, Maria Gabriella Greco, la sede ancora non... no? È una storia questa che sta avvolgendo verso un epilogo positivo. Vi ospitano da qualche parte? Al momento sì, siamo ospiti in due scuole, il Monaco e il Pezzullo, però abbiamo avuto un incontro con il presidente della provincia, Franco Iacucci, e ci ha detto che sta pensando ad una soluzione dal 1° settembre 2018. Avete vissuto un dramma con questo? Sì, è stata Tutti sapevano tranne voi? No, abbiamo saputo nel momento in cui è arrivata... No, dico, tutti sapevano che c'erano questi problemi, tranne voi forse, o no? E sapevamo che c'erano delle problematiche, ma eravamo in attesa di notizie ufficiali. Ricordo, noi abbiamo ospitato anche i ragazzi che erano molto... Sì. Sono rimasti male per questa cosa, perché poi hanno disgregato classi, hanno portato alcuni alla triennio, parte. sì, il triennio è stato diviso. Questo non è come dire, va ad incidere nel loro percorso scolastico, no? No, perché comunque incidere, hanno stretto delle buone relazioni con i nuovi compagni degli istituti accoglienti. Ci sono delle attività in corso in comune, domani avremo un convegno con la questura e il prefetto, sì. Quindi insomma le attività hanno cercato di creare un collante fra queste scuole. Però il Fermi vuole andare avanti convintamente, in maniera forte, perché si è inventato questo liceo delle scienze e tecnologie fisiche e dei materiali, che è una novità, diciamo, da questo punto di vista. No? Sì, una novità che comunque caratterizza quello che è l'impegno della scuola a cercare di qualificare l'offerta formativa e a ricercare lo sviluppo delle competenze nei ragazzi, e quindi ci è sembrato naturale creare questo lavoro insieme con l'università. I nostri studenti inevitabilmente seguono il percorso universitario, per cui ci deve essere questo collegamento con l'università. Posizionarlo in un mercato che possa in qualche modo suscitare interesse da parte dei ragazzi, perché già sanno quello che vanno a fare, insomma, no? Sì. Il percorso è già chiaro dall'inizio, o no? Sicuramente già scegliere un liceo scientifico è chiaro che il loro orientamento è verso le materie STEM, verso le materie tecnologiche e scientifiche. A noi spetta il compito di supportare questa loro scelta, questa loro tendenza e queste loro inclinazioni, attraverso dei percorsi qualificati e innovativi che ricercano anche degli aspetti originali. Il percorso che stiamo realizzando, e dopo il professore Riccardi del Dipartimento di Fisica lo spiegherà meglio, è proprio quello di cercare di supportare il curriculum scolastico con qualcosa che vada ad arricchire e creare delle competenze poi spendibili e anche a livello di orientamento. Professor Riccardi, mi pare che sia finalmente giunto il momento di far dialogare l'università con... o no? Cioè, questo è il momento in cui si apre una nuova fase, questa cosa sta succedendo, da una parte, la scuola sta dall'altra. Sì, due mondi che si parlavano poco fino a poco tempo fa, sì. Poi il ragazzo diceva, io ho bisogno di sapere dove posso continuare questo mio percorso, no? E quindi non è tanto il dove continuare il percorso. Ma creare come dire, un rapporto sinergico anche, una continuità perché sennò nel percorso dal liceo all'università, che il ragazzo sappia cosa va a affrontare dopo. Quindi voi diciamo avete adottato, tra virgolette, questo... Ma è anche un'esigenza nostra, nel senso che per noi si pone il problema di uscire fuori dalla collina di Arcavacata e raggiungere il territorio. Ecco. E la prima interazione che un dipartimento universitario, un istituto di ricerca può avere con il territorio è quella di interagire con le scuole. Pare sia la prima volta che si faccia un'operazione di questo tipo, no? Una sperimentazione, non ho dati certi per dire che siamo i primi al mondo, ma è così, insomma. No, al mondo, voglio dire, ma almeno alle nostre latitudini è la prima. In Italia sicuramente sì, in Italia sicuramente sì. Che può essere pilota da questo punto di vista. Lo sta già diventando in qualche modo, coinvolgendo un istituto di Roma, altre scuole in Calabria. L'Università di Roma Tor Vergata ha iniziato a collaborare con noi
e abbiamo già avuto un primo contatto con l'Australia, giusto per dirne una, insomma. Beh, possiamo essere fieri di questa cosa, no? Intanto per essere una cosa che è nata essere... così, quasi in maniera estemporanea, direi che sta procedendo molto bene, insomma. Professor Statucci, ma come è venuta questa idea di mettere in piedi questo rapporto con l'università e creare un percorso specifico? Allora, noi abbiamo sempre collaborato scuola, liceo Fermi con l'università, con il Dipartimento di Fisica, anche mediante altre attività tipo il progetto Lauree Scientifiche, quindi ecco non è una cosa nuova per quanto ci riguarda, ma in particolare in questa esperienza che è partita l'anno scorso col professore Riccardi, abbiamo cercato di collegare i ragazzi del primo anno del liceo con l'università e fare in modo ecco, che li possiamo anche accompagnare poi nel prosieguo dei loro studi. Ma professor Riccardi, in cosa poi si estrinseca questo rapporto? Vediamolo proprio praticamente. Praticamente si tratta di portare i ragazzi in un laboratorio universitario, cioè fargli fare un percorso in cui i ragazzi fanno delle attività nella scuola e delle attività nel laboratorio didattico dell'università. E già questa per la scuola è una qualche novità, perché i ragazzi già a scuola di lavoro pratico in laboratorio ne fanno poco, e poi è un lavoro pratico orientato verso questioni tipo nanotecnologie, questioni di ricerca attuale che noi portiamo avanti in dipartimento, e si tratta di seguirli nel percorso per 5 anni in maniera tale ecco, che vengano quantomeno informati su alcuni settori di mercato emergenti che attualmente la scuola non copre, non raggiunge perché i programmi non lo prevedono. Ecco. Dirigente Greco, in pratica questo progetto centra 2 obiettivi. Il primo è quello legato all'appetibilità della scuola e il secondo è garantire all'università, no, i giovani che poi possono, sperimentando un percorso universitario di studi, rimanere in Calabria e guardarsi intorno in questa terra. No? Sicuramente sì, il discorso di essere una scuola appetibile, penso che comunque ogni scuola tenda ad offrire all'utenza un curriculum sfidante con un ampliamento dell'offerta formativa anche originale, perché questo è un percorso veramente originale che è stato creato sulla base di esperienze che già avevamo con l'università, ma anche sulla base di una visione, no, lontana rispetto a quello che potevano essere le attività organizzate a scuola, e poi anche di orientamento. Ora che i ragazzi scelgano di fare fisico o meno, a noi interessa poco relativamente, perché quello che interessa è soprattutto che facciano un percorso che possa aiutarli a conoscere appieno quelle che sono le possibilità che offre una disciplina, conoscere quelle che sono, come diceva il professore, le esperienze sul mercato, le nuove ricerche, e poi operare le loro scelte in piena libertà. E se una scuola non fa questo, penso che non ha raggiunto la sua destinazione di scopo. Il ventaglio di esperienze che i ragazzi devono fare deve essere ampio, di modo che le scelte che andranno ad operare sono delle scelte veramente consapevoli, senza dover poi ritornare indietro su percorsi già iniziati con rallentamenti o anche insuccessi, perché quello che a noi preme è che già a partire dal primo anno i ragazzi abbiano il successo scolastico universitario, e la formazione in questo campo per il successo scolastico universitario e la formazione avuta nella scuola superiore è di fondamentale importanza. Questo lo dice anche la Fondazione Agnelli con l'indagine Eduscopio che ogni anno viene fatta, e rileva proprio questo, che i crediti formativi che gli studenti acquisiscono al primo anno sono legati anche alla qualità dell'offerta formativa che hanno acquisito nelle scuole superiori. Senta, la scuola calabrese è in linea con quelle che sono i dettami del panorama nazionale o no, secondo lei?
Me lo dica sinceramente e onestamente. Diciamo che c'è una classe dirigente che è molto attenta ad innovare e spinge molto su questo aspetto, per cui penso che se divario c'è si sta assottigliando. Ci sono tante possibilità, tante offerte, anche il fatto di acquisire nuova tecnologia nelle scuole con i finanziamenti europei, PON e POR, questo aiuta tantissimo. Ci deve essere una spinta in più, a mio avviso, riguardo alla formazione dei docenti. Ci sono docenti, quali la professoressa Tucci, che hanno già questa sorta di imprinting naturale di essere innovatori, altri invece che sono più legati ad un aspetto di scuola tradizionale. Bisogna spingere su questo aspetto, sì. Sì, nel senso che da osservatore esterno della scuola io penso che la scuola cosentina, la scuola calabrese non funzioni poi così male. Ma i dati forse... I dati li possiamo discutere, ma io credo che il grosso problema sia che la scuola è molto sola. Sì, meglio questo, nel senso che è un po' isolata, è un po' rimasta isolata, la classe docente è un po' rimasta ai margini dell'interesse della collettività, insomma la scuola va aiutata in qualche modo a superare problemi strutturali che indubbiamente ci sono. Quindi chi governa e chi amministra non tiene in debita considerazione? Non voglio entrare in questo ambito, ma diciamo, ecco, è dal punto di vista sociale che la scuola non è più tanto considerata. La scuola fa tante cose, fanno mille iniziative, fanno un sacco di cose, si apre la società, si raccontano. Probabilmente il problema è costruire un sistema formativo che metta insieme un po' tutti i vari pezzi. Lei dice un po' a macchia di leopardo, ci si muove in questa fase? Sì, esattamente, sì. Ci sono scuole che si danno da fare, essendo isolate c'è chi si muove in un modo, c'è chi si muove in un altro. È complicato gestire. Insomma. Lei condivide? Sicuramente io posso parlare della scuola nella quale insegno quasi da 20 anni. Provi un attimo a guardare il fenomeno nel suo complesso, senza, come dire... Allora, la nostra in particolare offre tante possibilità ai ragazzi. Ha messo in campo, il professor Riccardi ha messo in campo una cosa interessante. Ha ragione quello che dice che la scuola è sempre un pochino, non ha da parte delle altre istruzioni un aiuto a collaborare e a fare in modo che si possano anche risolvere tanti problemi. Lei parlava del problema strutturale della nostra scuola, ecco, insomma, in quello avremmo gradito un coinvolgimento maggiore da parte di tutti, però noi come scuola, come liceo Fermi, siamo riusciti, avete lottato, se riuscite a centrare l'obiettivo, questo forse è quello che contraddistingue la nostra scuola, la vostra perché siamo molto coesi come corpo insegnante, come docenti, come alunni, come personale ATA, cioè ci teniamo, sentiamo molto in noi il senso di appartenenza e quindi di appartenenza alla scuola. Ma professor Riccardi aveva aggiunto anche altro, dice forse non basta, ci vuole più, cioè stiamo vicini alla scuola, insieme costruiamo la scuola del futuro. Bisogna fare sistema. In Calabria il sistema non funziona molto. Non funziona. Siamo un po' battitori liberi. Ma qui a mio avviso dobbiamo essere noi a cercare di abituare i campanili sono sempre... a lavorare insieme, perché noi siamo molto bravi a lavorare individualmente e si riescono anche a produrre dei buoni prodotti. Però quando si deve lavorare insieme abbiamo maggiori difficoltà. Però a mio avviso c'è una svolta, da 5-6 anni a questa parte secondo me le scuole hanno avuto veramente una propulsione verso il cambiamento positivo e del resto... Ma in che cosa lo nota questo cambiamento? Me lo dica per favore. E lo vedo nelle esperienze che si riescono a far fare agli alunni, in questo contagio positivo di attività che vengono... magari originalmente create in una scuola ma poi replicate in altre, quindi questo va ad implementare quelle che sono le esperienze su tutto il tessuto sociale. Lo vediamo con le attività che i ragazzi fanno, li portiamo anche all'estero. L'anno scorso i nostri ragazzi sono stati anche a New York, hanno partecipato ad un progetto internazionale alle Nazioni Unite, quindi diciamo le esperienze Ma la qualità dell'offerta formativa è migliorata secondo lei o no? La qualità dell'offerta formativa io dico di sì, se si pensa ad una scuola tradizionale dove i contenuti la facevano da padrone, non è più così.
I contenuti disciplinari continuano ad essere elementi importanti e imprescindibili, ma non bastano più solo quelli. Far ripetere continuamente agli alunni e esercitarsi in determinate attività non è produttivo. Quel che importa è che i ragazzi insieme a questo facciano delle esperienze, e in questo l'alternanza scuola-lavoro, i compiti di realtà. La sposa questa Le attività di progetto. alternanza scuola-lavoro che noi abbiamo realizzato hanno delle ombre e delle luci anche di eccellenza, però considerate che noi siamo al terzo anno, come liceo non avevamo un'esperienza di organizzare alternanza scuola-lavoro a differenza di altri istituti professionali, e devo dire che alcune esperienze sono state molto positive e valutate positivamente non solo da noi ma anche dai ragazzi stessi. Che dice il professor Riccardo? Beh, noi come Dipartimento di Fisica offriamo dei servizi di alternanza scuola-lavoro alle scuole, sono 2 o 3 anni che le facciamo, quindi stiamo ancora imparando, alcune vengono bene, altre meno bene, ma a me pare che sia una buona opportunità per i ragazzi. I ragazzi hanno protestato però per questo, ma non mi risulta seguito? che protestino quando poi vengono mandati per esempio a fare il percorso in un'università, ecco, cioè, questa è... No, ma per dovere di cronaca bisogna sì, dirlo, no. Sono scesi Dipende in piazza, hanno manifestato. Sì, dalla qualità che si offre, dall'attinenza anche con l'indirizzo di studio. C'era la polemica, i ragazzi dicevano ci mandano da McDonald's, e in effetti il MIUR aveva firmato una convenzione con McDonald's, però ripeto, se si lavora bene cercando di offrire ai ragazzi delle esperienze altamente qualificanti e legate al loro percorso di studi, io penso che sia un arricchimento. Guardi, ai miei tempi si studiava, ma la scuola e la società erano 2 cose completamente diverse, uscivi dalle scuole completamente slegate. Oggi c'è bisogno di interagire, di trovare una possibilità in cui le esigenze dell'una sposano con le aspettative dell'altra, perché sennò di che cosa parliamo? Cioè, alla fine poi il sistema, il mondo del lavoro richiede conoscenze, richiede capacità. Assolutamente sì, anche perché se noi non ci colleghiamo al contesto sociale e all'evoluzione con il quale la società si sviluppa, si evolve, penso che saremo anacronistici. Nel 2030 ci saranno professioni che al momento neanche immaginiamo, per cui noi dobbiamo essere al passo con il tempo, e penso che questo collegamento con il mondo del lavoro sia fondamentale, perché c'è una sorta di integrazione tra ciò che la scuola può dare e ciò che il contesto territoriale può dare alla scuola, quindi penso che sia l'integrazione, penso che sia qualcosa di positivo, c'è sempre una crescita. Il mondo così come l'abbiamo conosciuto noi non c'è più, No. è completamente cambiato. Le chiavi di lettura devono essere altre, noi attualmente abbiamo ancora strumenti che sono un po' datati, sono un po' vecchiotti, no? O no? Sì, è vero quello che lei dice, ci troviamo con ragazzi che ormai sono nativi Sono digitali avanti, e sono molto più avanti, e anche per esempio questa nostra esperienza serve proprio a fare in modo che i ragazzi si trovino si trovino bene nel loro ambiente, nel loro habitat. Per intercettarli hai bisogno di un linguaggio diverso, devi entrare nel loro mondo, devi cercare di capire quello che si muove all'interno del loro mondo, perché se noi immaginiamo di giudicare i ragazzi sulla base dei parametri che sono ormai datati diventa difficile. Sì, anche perché loro ormai hanno anche un modo di apprendere diverso rispetto al nostro modo di apprendere, riescono a fare anche più attività contemporaneamente, hanno un desiderio di essere stimolati, la stessa lezione frontale, se diventa multimediale, acquista per loro un significato e un interesse maggiore. Per cui noi dobbiamo rispondere a questo tipo di richiesta da parte dei ragazzi, perché ne va in ogni caso di quello che è un arricchimento loro personale ma anche territoriale. Io sono convinta che garantire la qualità dell'offerta formativa e le competenze degli alunni significa accrescere quello che è anche lo sviluppo economico e sociale di una terra.
e di questo ci dobbiamo fare carico noi come scuola e l'università anche. Allora, è in atto una rivoluzione tecnologica che sta producendo rivoluzione sociale, sta cambiando il tessuto sociale intorno a noi. E questo è il punto, quindi educare i ragazzi sono grandi fruitori di tecnologia, ma quanta ne conoscono, cosa ne sanno? Ecco, educarli da quando hanno 13-14 anni, cioè da quando entrano nella scuola, questo probabilmente è un modo per governare anche i processi sociali che si associano alla rivoluzione tecnologica. Senza però mai perdere di vista quella che è la formazione culturale, Sì, perché se noi inseguiamo una serie di progetti e poi alla fine ci ritroviamo i ragazzi che hanno difficoltà a scrivere, hanno difficoltà a comprendere un testo, insomma bisogna tener conto anche di questo, perché se no mettiamo tutti i progetti e alla fine non si studia. Io lo dicevo prima, i contenuti disciplinari sono imprescindibili, non si può pensare di costruire competenze senza quelli che sono i contenuti disciplinari, e questo del resto lo troviamo anche nelle indicazioni per il curricolo dei licei, anche della scuola secondaria di primo grado, quindi questo è fondamentale, però è cercare di abbinare l'utilizzo di questi contenuti in contesti pratici. L'esperienza lavorativa che abbiamo avuto ciascuno di noi è un'esperienza che a volte era completamente avulsa dall'esperienza scolastica, quindi ci siamo dovuti rimettere in gioco e reinventarci nuove competenze. La scuola adesso invece ambisce a far sì che i ragazzi le acquisiscano già queste competenze, quindi abbinare contenuti alle soft skills che vengono richieste anche nei contesti lavorativi delle aziende è qualcosa è una rivoluzione copernicana veramente, e noi dobbiamo impegnarci da questo punto di vista. Anche dobbiamo governarla. Sì, dobbiamo governarla e in primis bisogna crederci. Lavorare sui compiti di realtà noi abbiamo iniziato da qualche anno, non è semplice perché comunque è una modalità nuova per i docenti, bisogna inventarsi percorsi, inventarsi la stessa valutazione delle misurazione delle competenze, però è una sfida alla quale non possiamo sottrarci. Mi pare che il liceo delle scienze, tecnologie fisiche e dei materiali vada in questa direzione, no? Sì. Sicuramente sì. Siamo in chiusura. Prego. No, giusto, per completare quello che diceva la Preside, il nostro percorso è non formale, cioè la scuola fa la scuola e noi aggiungiamo qualcosina, ecco, che speriamo sia utile. Non togliete nulla. Non togliamo assolutamente nulla, i doveri che i ragazzi hanno verso la scuola restano quelli e in più mettiamo qualcosa in più che speriamo possa essere utile poi Benissimo. in futuro. Vi ringrazio per essere stati con me, io vi auguro un buon proseguimento di questo viaggio che avete iniziato da poco, che possa essere foriero di iniziative interessanti e possa dare, la cosa che mi preme di più, dare tutta una serie come dire, di possibilità ai nostri giovani perché si possano creare le opportunità, poi entrare nel mondo del lavoro, che è una cosa di una difficoltà immensa, ma siamo positivi perché il mondo cambia, offre altri scenari, altre possibilità e bisogna crederci, ma soprattutto avere le spalle coperte significa conoscenze. Grazie e buon proseguimento a voi di questo viaggio. Noi ci vediamo giovedì, qual è la telecamera? Quella che ha fatto la scuola dell'obbligo? Bene, giovedì sanità, arrivederci.